dimmi. Qualcuno mi sta nominando, mannaggia. Onge, ampressa, bruciatemi queste scarpe al nascino brillante. Onge, ti sto parlando con voi. E che faccio? Ho preso le scarpe. Che ti fai? Ja, dopo non lo vedo, ja, là ho preso le scarpe, ja. Le pulizzate più esce? Non è pulito. Vabbè. E perché a maculata la porticetta si è pulizzata tutti i giorni a me, no? C'è baglia pulizzato. Allora ci sta gusto, non ci sta partenza. Ah, sì? Ja, dopo non lo vedo, ja. Vabbè. Ma voi sapete queste scarpe chi sono? Chi sono? Figlia, ma... Come avessi detto il Presidente della Repubblica. Ah, non è il Presidente della Repubblica. Però se io so, perché finisce malamente, pulizzatemi queste scarpe. Ci dite che le scarpe le pulite, avete capito? E dopo non lo vedo, ja. Va bene, anche non mi muovo, voi. Non mi muovo quando mi avete pulizzate le scarpe. Perché se vede figli miei, che succede? Cambiezza. Pulizia, guardate un po', guarda. Buongiorno, Don Cesare Imbolito, fanno piacere. Non mi auguro davvero, dite ai vostri ordini. Grazie, perché siete troppo buoni. Hai sto calzottiello vostro, damma Io le essere... Pulizzate sti scarpe. Allora, perché la già fasci lo specchio, damma Voi mi da scusare se io abuso ed approfitto di voi. Approfittato, damma mamma mia. Approfittato. Tutto quello che volete a disposizione, ragazzino mia. Ha già capito, voi siete cacciottiella mia. Ma ne ha così, voi siete padrone di carne da vita mia. No, non veramente riuscito a damma L'avete mai permesso? Ja, Mi arriva un momento alla pasticceria a fianco. Ma che ben che mi ha visto ne fanno piacere. Tutti Si è appilato una tavola da vasca. E me li se ne venire a spilare. Nada, volta si è appilato. Ma come a poco fa l'ha ispirato con un pulicchietto che sta a valere? E chi sono servizi che si fanno con la calma. Voi l'autriere tenete una neve in da sacca. Vabbè, vuol dire che più tardi venga a parte rind e va venga a spilare che male. Voglio vedere si s'appina una tavola. Ma che donna, che femmina, quando è bella, mamma mia. Che femmina. Ah, che non c'è pulizzate le scarpe, C'è baglia pulizzato. E a figlia me no? Non c'è baglia pulizzato. La città andava, la città che no. Ci ha pure a spilare la vaschetta. La voglio spilare pure la vaschetta. Va bene, calma. Non faccio niente da con poi va a chiamare a figlia e cambiate, succede 48. Succede che la non c'era 49, 50, 60. Ma guardate come mettere figlio che torna a macula. La femmina che mi ha fatto mettere il cervello, ma lo lascio sangue in debito perché la femmina quanto è bella. Anna macula, a San Francisco, quando è bella. Mamma, io non ci sarei una pazziata, state zitto. Non signore, non ha pazziata, che se scarpe non è pulezza più. Però maculata la porticese, c'è pulezza tutte le giorni. Ah, sì? Dammi si scarpe, no? Te. Fatti una parte di coppia e privata, che più tardi ti venga a pigliare e chiama a mangiare un ristorante, va? Vuoi raccomando, lei non ora letto, che l'hanno povero uomo, non ora letto, Non avevi paura, mamma, fatti. Non ci sarei. A doiato. Già in momento a parte di da fare un servizio importante. Aspettate, mi da fanno piacere. Ma io già in momento a parte di... Rindici la troppa che ti ha fatto piacere a me. Ma che danno servizio che ammazza... Aspettate. E pulizzate queste scarpe prima. La vita fascino specchio, no? Ma io scarpe, non è pulito. All'ata. Ma a me è pulizia, sono la chianina. Pulizza queste scarpe prima. Lo ti faccio mangiare. No, state come. Purtroppo sazi e stomaco. E un'altra volta quando ti fanno piacere a me, la seconda pure renare. Se no che a te... da buffi pacchera. State come. Ti ho avvisato con gentilezza, Ecco qua, a me la gentilezza mi piace. Ma no con mia mamma vostra che con un modo così arrogante. Vabbè, dai, scusa mamma, chi lo so modo che te, sapete, è l'età. È l'età. Ebbene, a guidare. Don Giai, sto qua. La macula. Ma volete venire a farvi un piacere? Non c'è se la qua non si può muovere. Sta facendo un piacere a me. Uè, a che ora i santi vecchi sono tornati a casa nuova, tu stai qua? Come mi vedi? A nostalgia di femmine della Germania. Nessuna nostalgia femmina, ma quella. Sto qua perché si può trovare a mamma. Ah,
Ma allora sei diventato un buono figlio. Mamma mi viene prima di tutto quanto, ricordatelo. Hai ragione. La mamma viene sempre prima. Oggi e voi volete trasciare? Ma voi avete visto Armando allora? Ma voi a donna Armando da letto, chi l'ha Armando pazzesco? Io non ho mai pazziato. È che la specie Roma a questo momento serve a me. Già, io mi ero scordato che tu sei stato sempre un prepotente. Sì. Facile venire più tardi. Che più tardi, mai più tardi non ci sto che più, tengo che fa. Ma guardate un po'. Ah, buono, Armando. Vabbè, siete contenti? Care, Ma avete fatto mettere una spiratura a mano, sì? che pezzo? Una spiratura. Ma qua spiratura, se la chiari che non è alta tu là, oi. No. Là vai un babbi. Ah, babbi, che babbi? Ma là vai in casanza. Io in casa ma, in casa capo ma con bancarella qua. E pensa anche se loro che è più importante. E fammi vedere, a nasci nuove sti scarpe. No, già sono vecchie, sono no. E che stai facendo? Questa è cromatina solivassa, ma si scarpa uno specchio. Ambella senza la cromatina, se Ah, la chiari. non riesce un po'. Si pazza, che prepotenza. Amici, buongiorno a tutti. Ui, un maresciallo bello. Allora, Armando Magliare, come stai? Scarsi come hanno vostro, maresciallo. Ciao, e come va? Stai andando? Sto qua per vedere trovare mamma. Mi fa piacere. Ui. E tu perché non hai risposto al mio saluto, eh? Veramente io non l'ho visto. Ah, Non l'ho sentito non mai. mi hai vista e non mi hai visto. No. Sicché sei... Sì, a che starecchia Che sta orecchia loca, sei diventata sorda, sei sofferente orecchie, eh? Sì, sì. Bravo. Ma non ti preoccupare. Stai tranquillo perché io tengo un medicinale adatto per chi soffre le orecchie. Sì, Siccome tu sei un sofferente orecchie, io ti farò guarire. però, Ma hai capito? sì, io. E come vai? Lasciata a Germania? Ah no, per amore cielo, maresciallo. La fatica non la lascio mai. Sto qua va città per mamma. Bravo, mi fa piacere. Del resto sei stato sempre un bravo ragazzo, un figlio rispettoso verso la mamma e con sentimenti buoni e nobili. Grazie, E buon mi fa vostro, grande maresciallo. piacere. Maresciallo, come mai da queste parti? Beh, sono venuto perché avessi parlato un momento con Maria. Dovrei parlare con Maria. Devo avere delle informazioni riguardanti suo marito. E ricucci la sanità, Proprio, Enrico della sanità. Volevo sapere da lei se ieri sera, grosso modo verso le 11, il marito stava a casa o meno. E che la arrivo, dice a voi, maresciallo. Sì, sì. Marimo dice perché è una donna con sentimenti sani e con me si confida molto. Sì. E va a casa e mi dice. Ma mo Maria a parte niente non ci sta. E chi dà pigliò figlio conservatore. Tuo figlio, eh? E la femmina stravede, tuo figlio, lo vanno bene i pazzi, quando non tieni vicino si sente scia impazzicci. Quando sei arrivato tu? Ah, ieri sera, maresciallo. Ieri sera. Bravo. E non ti sei vista ancora con Maria? Scusate, maresciallo, che me la vorrei con sta Maria? Fra me e Maria non ci sta niente. Voglio starci che non ci sta niente, però guardi che io conosco tutto il passato perché tua madre me ne ha parlato continuamente. È acqua passata, è roba tanto tempo fa, maresciallo. Vabbè, è qua passato. Maresciallo, scusate se sono un po' indiscreto. Posso sapere che è successo ieri sera? Beh, è successa una sparatoria. Una sparatoria dentro la cantina di una sicana. Ah, Sì. E si dice così, da voci attinte, che tra i partecipanti a sta rissa c'è stato pure sto Enricuccio, marito di Maria. Ora io, prima di agire, vorrei essere certo della sua presenza. e a voi manca, mo te lo sapete, maresciallo. Ormai è difficile perché oggi vince l'omertà. La gente, la popolazione, anziché aiutare la legge, gli sta contro. Ognuno si trincera per paura, capito? Ma che vuoi fare? Dimmelo poco tu, Ciabattini. Calzolaio. No, poi la stessa cosa. Ieri sera, verso le 11, a Dostino. Io? Eh. A dove stai? Che lo voglio sapere? Ah, ecco, volevo dire, insomma, io a dove stai, volevo dire lui Io a voglio me. sapere a te e tu a Dostino. Ah, ecco, io, ieri sera stavo, A dove? a, Che fai? O vigile urbano? Ma
Io voglio sapere a dove stai a Aspetta, non mi ricordo, ma ci mi ricorda tanto bene. Io stavo... A dove stai? Stavo in Oriente. E tu potevi ricordare se stavo in Dolietto ci volevo mettere? Poi mi ha dato la suggezione, non mi fa parlare. T'ha giurato la suggezione, T'ha giurato la suggezione, t'ha giurato. Non ti credo perché sei bugiardo. Come sono bugiardo? Io, sì, ma perché sono bugiardo? Ma ci sta la verità. La verità. La verità. Ieri sera stai in Dolietto. Com'è che stai in Dolietto ieri sera? Stavo rindeccia e Nanninella innamorata mia. State zitto, non dire di queste cose perché io ti mando in galera. Galera per falso. Nanninella innamorata tua è una buona femmina. E capite? Mai e poi mai, prima di sposare, sarebbe venuto a letto con te. Perciò state zitta e non dici queste bugie. Cerca altre scuse. Perché per me è una scusa quella che tu hai trovato, è vero? No. Comunque io sono sempre del parere che tu non mi vuoi riuscire a essere dove si sta. Ma Vageli. Vabbè, non ti preoccupare perché io ti faccio ricordare. Io ti farò parlare. E come ti farò parlare? Ah, se parlerai. Io sto parlando. No, ti parlo a modo mio. E dicerà la verità. Vageli. Che la da voto, che hai serie da giurì. È falso. Ma no. Hai capito? Quando ti dicevo poco fa, nessuno collabora con la legge. Vige l'omertà, cerca delle paure, cerca di evadere, cerca di fare. Don Cesare, volete trassi? Ma venga, sto impegnato, sto sotto sequestro. Che c'è sta pure Immacolata la Porticese. Buongiorno maresciallo. Scusate se non ho fatto prima il mio dovere. Oh, quale dovere? Semmai sarebbe stata una cortesia da parte tua. Dunque, non c'è un disgraziato, ieri non mi volete venire a fare stufavo. Ma Margherita, non mi posso muovere ancora. Sto sotto sequestro, sto sequestrato. E che devi a fare, don Cesarino, intanto te? No, sapete che maresciallo si è appilato una da vaschetta. Allora, chi le Cesarino è buono, fa tutto quello che le richiede. Però io sono una femmina che non mi tengo. Certo. E l'aiuto come posso. Beh. Ieri sera, per esempio, mi portai a mangiare una sega. A chi? A me? Quando mai? Come? Mi faccio mangiare la zuppa e pesce. A me? E chi l'ingnocco? Chi lo fritto mista all'italiana che potevi annanzare un re, si discordate? Ma quando mai non fui a mai per la potrire? Non signore, è stata ieri sera, se avete dinelli, c'era spagnolo, ma me ne trovi in un gol. A me? Ma sono dite cose pazze, così si passa le vuoi, così si manca lei. Bravo. Sicché ieri sera avete fatto come si suol dire, sciacqua rosa e viva agnese. E se faccia tisciutti. Allora... Bravo. E dimmi una cosa. Con voi stava pure Enricuccio della sanità. A chi è Enricuccio? Come? Non lo conosci? A chi lo conosci? Oh, vedi? È strano. Perché così, per sentito dire, io mi era giunto all'orecchio che fosse addirittura l'amante tuo. L'amante mia? Ma che state dicendo, maresciallo? Ci hai parlato voi? Non so niente, non so, ci appozza a me quando domanda. Guarda che non sono io che lo dico, semmai è la gente che parla, eh? Maresciallo, vi dare retta la gente, che la gente che te lascia a rete spalle. Bravo. Oggi, parlate voi. Ma da volta, ma ci che non so niente. Ma come voi sapete tutte le fatte mie? Io? Ma guardate un po', guardate, vuoi piscagli, sa c'è parte sua, che me lo fa la batteria. Dove vai tu? Ma che momento la batteria, ci ha fatto un servizio importante, ma Non ti muovere all'opera. Ma io già... Non ti muovere all'opera. Ma io non posso rimandare. Non ti muovere all'opera. Non c'è, rimandate, lo fate più tardi. Ma più tardi, che non posso aspettare più. Ma voi vedete che calunnia? Enricuccio la sanità e la mandami. Chi l'è tanto un buon uomo? Allora lo conosci? Mariscia, sapete che chi le qualche volta che mi incontro mi offrono un caffè? Ed io l'accetto ben volentieri, perciò Mariscia ve lo chiedo per cortesia. Se qualcuno che si qua vi dice che è l'amante mia, cercate di far levare queste chiacchiere, perché si arriva a orecchie Maria.
Che succede una accisa e un viso? E chi è che sta Maria? Che non la conosci? Sì, caso là. Allora vuoi dire la moglie di Enricuccio? La mogliere? Già, ti sei scordato che tra loro ci stanno figli, no? Marescia, e chi le figli si possono fare pure senza la sposa? Maria è una femmina onesta e se l'ha sposata Enricuccio. E come ti difende sta Maria? E non difende soltanto a sta Maria, difende a tutte le femmine oneste come a Maria. Già, io mi ero scordato che tu sei stata sempre l'antichi spasimante, Maria. Ma insomma, che vai trovando? Queste sono cose che non riguardano a te, come hai risposto, lo spasimante o meno. Sono cose che non ti riguardano e piuttosto bada come parli. È chiaro? E se non vanno che hai parlato, ma anche me hanno parlato. O cane, quando scarpi sa cuore, ti rangolla. Ma voi vedete che si passa? Oh, e dimmi un'altra cosa. Tu sai niente della sparatoria da ieri sera dentro la cantina di una sicana? Ah, ieri sera è successo una sparatoria. Ma quando mai? Oggi hai detto? Va bene, non sa niente, ma la giocata turca! Tu non sai niente, e nemmeno tu. Io, ma non sa niente. Però la sparatoria c'è stata. Che ne so? C'è stata. Eh sì, c'è stata troppo che noi ce ne siamo miuti. E così, no? Vado là. Scusate, ma chi è che si sono sparati? Si dice che si siano sparati certi mamma santissimi in Monte Calvario assieme a questo Enricuccio della sanità. Riguccio si è sparato? E chi sono sti mamma santissima della sanità? I protettori vostri. Marescia, io non tengo protettori. Io non ho detto protettore tuo, ho detto protettori vostri, cioè le femmine che fanno un mestiere che fai tu. Comunque tu, i ritti che non ci stai. Marescia, ma io si Steve, Beh. non mi sa rimise paura, e poi dice, per l'avrei ritta. E a me invece risulta diversamente. A me risulta che tu eri presente e come eri presente. Marescia, voi potete credere quello che volete voi? Chi vi proibisce? Vabbè. Oggi è volete fare un piacere? Non voglio fare nessuno piacere, non voglio fare. Ah sì? E allora io me ne vado, arrivederci. Ma non va buono. Sì, pazzo, ma guardate, ma hai visto, Maresciallo, hai visto? Si sa qualcosa, sì, non sa niente. Cacciavarei. Tu sei stato smentito immediatamente. Tu eri che ieri sera sei stato a letto, che innamorata tua invece sei stato a mangiare e a bere. Coppa la cantina che sto una sicana. E poi dici che non sai niente della sparatoria, che non eri presente. Maresciallo, ma già dice la verità. Guardate, io sono stato là ieri sera insieme con loro. Allora ne vieni, No, va bene, ma io faccio di tabucci perché se ho pure una ninella innamorata amica, la faccio dire quando 10 mazziatori. E meno stima. Ma me ne posso dire, Maresciallo? Ma va. Meno male, ma c'è una libera sottile. Però domani mattina alle 9, guarda il 9 preciso, vieni alla caserma. Ma c'è a posultare. Perché fai l'imbecille poi? Ma c'è a caserma. La caserma dei carabinieri. E che c'è venuto a fare, Maresciallo? Che veni a fare? Vieni a parlare poco con me. Ma c'è parlato perché E bisogna quando parlare. vieni con la caserma io ti faccio cantare. A me? E a te. E che faccio cantando? Io Senza tengo una fuoco. voce che fa schifo. Non c'è bisogno, ti faccio cantare con qualunque voce tu dici. Pure con un filo di voce, pure con un fiato sulla mente, ma hai a cantare. Se mi ricordo qualche canzone, ti faccio ricordare io, non ti preoccupare. Ma va canta. Rimane chi sta. Maresciallo, sentite sì, ma che buona così. Cara ingrata. Voi. Sei pigliata, vita mia. Ma che stai facendo? Non cantare? Mi ha detto che mi volete cantare con fine di voce. Ma no, così. E nada male. No, in questo modo qua. No, allora, No, non mi piace. non mi piace, allora me lo faccio sempre. Com'è bella parla. Vai a fare solamente la mossa, mi hai fatto caffè e andare, Ma Maresciallo, come c'è cantare? Io non so Vai a cantare. cantare con Marichini. Come c'è Farò cantare? cantare a modo mio, ma non cantare né canzonette, nemmeno l'opera, Ma nemmeno sicuro? l'operetta, non ti preoccupare. Io ti faccio cantare io. Ma c'è tuo maestro, ma sì. Poi scarpari. Tu hai a parlare, ma. Perché non sto Ma sono parlando? spiegato. Vabbè. Parla con me, ricordati, il 9 preciso. E non preciso, vabbè. Il 9. E non preciso già a caserma. Sì, signore. A prima mattina è 9.
Ah, già a casa? E no. Rimaniamo fiamma. Non deve essere prego un carpi a chi sto qua. Ma è un buon uomo, Sape tutte qua buon uomo, chi le sa tutte cose chi sto qua. Tu vuoi dire curto. Maresciallo, vuoi che Vedete faccio? che si viene fa. E t'aggerite, sto aspettando a Maria, no? E datemi piacere, andiamo in coppia. Mamma ci fa una bella tazza di caffè e poi No, andiamo. non è possibile, ma prima di tutto perché sto in servizio e poi perché non mi posso assentare. Papà di Maria non ha vecchia. E datemi piacere, 2 minuti e veniamo. Figurati che piacere provasse per la mamma tu non avevi parecchio tempo e poi che la tazzolella di caffè che fai non mi piglia nessuna Non lo parte. facete pregare. Ma andiamo, 2 minuti. poi tu mi corrompi. Però mi devi dare la parola, 2 minuti solamente e scendo subito, eh? Senza. Perché sennò viene Maria e non la trovo. Prego, maresciallo. Grazie. Prego. Senza manca si sceda. Mamma voglia il fogliatella, no canole e caramella, e biscotto canutella, perché mangiare in borsa, ma la gatta mamma? No! Voglio pure la bicicletta, oh madonna che scarpetta, guarda cinque giornalette, perché mangia con sola, ma la gatta mamma? No! Ci vuole perché sto portafoglio a mandice, per tutte le sfide che si fa passare, e accade sempre faccio pure repete, e poi mi scordo che la già papà. Ma la gatta mamma? No! E poi camminiamo da fermare un po'. E già gatta a me. Che da già gatta cammi? Ma andiamo a gatta. Che da già gatta? Oh papà! Solo papà ci va a vivere un po' se è possibile. A casa mia mi pare rinascente, pazielle tutti specie stanno là. Sta fatta accatta pure uno strumento e ogni momento corri o va a suonare. Meglio arriva nei zitelli, sto consiglio voglio da, questo guaio figliolo bello che pulito marità. E a commenci da mattina senza manca si sceda. Mamma voglia il fogliatella, no canoli e caramella, e biscotto canutella, perché mangiare in borsa, ma la gatta mamma? No! Voglio pure la bicicletta, oh valore che scarpetta, guarda cinque giornaletta, perché mangia diverti, ma la gatta mamma? No! Ci va perché sto portafoglio a mandice, per tutte le sfizie che si fa passare, mi accatte sempre e faccio pure repete, e poi mi scordo che la già papà. Mamma voglia il fogliatella, no canoli e caramella, e biscotto canutella, perché mangiare in borsa, ma la gatta mamma? No! Voglio pure la bicicletta, oh pallone che scarpetta, guarda cinque giornaletta, perché mangia diverti, ma la gatta mamma? No! E poi cammino, e vieni si sa! Ma che non c'è caccia! Ma che non c'è caccia! Ma qua papà vallo cammi! No, voglio papà no! Io non me lo vedi più, non me lo vedi più. Non avrei morta, mamma nella tua, avrei morta. Mamma, stai chiagnendo?
E sei tu che mi fai chiagnere. Ma come già fa? Non mi sta a sentire per niente. Gesù Cristo, ma perché non mi fai morire? Perché? No, tu non ne morire, mamma. E chi ci campa a fare piacere? È meglio che muore. E quando tu sei morto, a me chi me l'accatti belle cose? Ti fai accattare la patata. E papà a me non mi va bene. Ma chi te l'ha detto che papà non ti va bene? Ti sbagli. No, non mi sbaglio. Non mi fa mai una carezza. Non mi dà mai un bacio. E ogni volta che gli cerco qualcosa, mi dice sempre, va fatica. Ma no, figlio, mi sa che è che papà sta un poco nervoso perché non trova fatica. Non ne ho vero. Ma come non ne ho vero? Ma quando il settenne sempre i soldi in da sacca. Sì, belle mamma, mettene per da me. O se no come campassimo tutte e tre e come cucinassimo. Te da te. E se capisci che mi dà a me, sono la moglie e te lo dritte mi dà. E non ne ho vero. Sei buciarta. Perché non ti dà manca a te. E non ti va bene manca a te. Ma chi te l'ha detto, belle mamma? Papà va bene a mamma tua. Ma quando mai a chi vuoi fare scema? Ci sta Pascalino. Chi è Pascalino? O padre o compagno mio. Che ogni volta che va a casa trovo sempre mamma e mio padre Pascalino che si passano, si accarezzano. E ogni volta che mi vedono a me si scostano. Ah, belle mamma, e tu certe cose non le hai guardate. E tu sei ancora un guaglioncillo. E che fai? Ti metti a guardare già queste cose? Mamma, ma non sto facendo rossi, certe cose l'ho già capito. Io mi già sposato pure io. Oh, vero? E quando mi sposa già fa 24 figli. Oh, ma non cominciamo a presto 24 figli. Chiama belle mamma, forniscela. Ma vattene a parte l'India. E tu a dove vai? E dimmi un'altra cosa, belle mamma. Ma tu che ti stavi mangiando quando ti sono venuta a pigliare? Ah, mi sono mangiato la sfogliatella e un babà. E chi te l'ha accattata sta sfogliatella? Ho un Armando Magliare. Che dite? Armando Magliare. E come che le sta a Germania, non sta a Napoli, come te l'ha Ma accattata quando sta mai è tornato? L'ho visto stamattina. È tornato? L'hai visto stamattina? Come? Ma è vicino a me, no? Mentre si viene a scuola, ma fumata ha detto, ma tu sei proprio il tuo figlio Maria? Sì, ha detto. Chi non mi ha buttato dentro il bar, mi ha accattato. 2 sfogliatelle, un papà e un pacco di caramelle. E poi non ti ha detto niente di più? Come? Ha detto, quando vuoi qualcosa, vieni a tu ci ammando, io ci ammando tutto. No, belle mamma, e tu a 2 chili non ci hai? Non li ho cercato mai niente. Ma chi è tanto bravo? E io non voglio belle mamma, perché pare brutto che tu lo vai a cercare qualcosa, tu tieni a me, tieni a mamma tua. E qualunque cosa vuoi, ci sto in capo a te. Mamma, ma perché non ti sposava a donna Amanda? Ma come mi sposava? Io non conosco Castrone Armando, mi sposava a donna Armando. Ma essa conosce a te, se no come faceva a dire tu sei papà nel tuo figlio Maria? Vabbè, basta, belle mamma, ma vattene a parte lì, va, mamma, che va a accattare qualcosa vicino, va. Va. Mettiti a fare lezione, non mi fate ne pensiero. Mamma, e mi vorrà un bacio. E perché non deve essere figlio mio? Belle mamma sola. Maronna mia, guardami la tua figliariella mia. Non mi fa passare mai un dolore capo, figlio mio. Ti prego, Maronna, fammelo per carità. Poi Mari, stai pregando per i peccati miei? Sì, non prega perché ci sta chi pensa per me. Nanninella mia, tu mi vuoi sempre. Ma com'è? Ma io fosse una volta che non venga e ti trovo pregando. Ma tu a sta Maronna lì che ci fai? E a chi te? Solamente a essa. Essa me l'ha da fare, grazie che l'ha già cercato. Grazie. Che ma sai che Trick, riceve mamma mia, ti aspetta grazie al cielo, non gli essere troppo pressa. Sei voi stessa, maritati. Sempre più peggio, nonnella mia, che l'uomo va dare la morte a me. Non basta una giornata se non c'ho cinema alzata a me a quello povero figlio mio. Madonna mia. Ma perché non lo lasci e te ne vai? Ma perché non lo lasci? E come faccio a lasciarli a me? Pappaniela si sta facendo rossa. Tu capisci? E non voglio che ogni giorno di a chi la messa in capo al mondo, non voglio. Maria Gesù Cristo mio, perché va a toppare un animale invece no? Ma perché? Gesù Cristo mio, e io perché avevo a toppare un piecore invece no?
Ma tu non ti vuoi lagnare, non c'è solo scarpa? Io? Non mi caro metto là o trova. Chi là? Chi là? Ah, che mi fa venire male capo. Ma ti va bene, che Ma va bene a me, ma va bene a me che lo delinquente là. Ma io quando vedo, che quando sta vicino a me si sapesse non pare no, ma pare un piazzaiaccio, non si muove mai, non fa mai niente. E perché oggi passato sto ai? Ma insomma perché oggi a chiagnare meglio nella vita mia? Perché? E allora Ricky perché ha soffrito tanto? Ecco. Lascialo, e piglia danate che ti faccio bene. Ah sì? Tu lo puoi fare, io no. E manco io posso fare, capito? Manco io posso fare. Ma perché non ne hai pure tu? Non capi una cosa penata. E tu eri tu non puoi Non fare. lo posso fare perché a Rodro, ma non scemo con macchina, a Rodro. Hai ragione. Non sta così. Allora fa come tu. Dimmi una cosa, figlia da aiuto. Figlio me l'aiuta a pigliare a scuola. Se ne aiuta rinde povero creatura, le tante cose, ma io come faccio io mi dà tanta soldi? Hai ragione. Senti, ma io non vedo a Cesarino, ma a Rosa? Sì, stamattina l'ho già vista, stava qua fuori. Ah. E poi ma che sono tornato non l'ho già vista più. Oh, ma no, non l'hai visto più? No, perché? Stesse poco buono. Sta poco Non ci buono. sentesse buono. Te ne saprei. E te saprei. Parla, Maria. Parla, dimmi che sai, a Cesarino, Ma parla. io che ne so, ci va per la parterina. Oh, ma no, a caparterino. E se che lei è morta, io muore un cuore, poi. Oh, non ne fa come tu mi stai facendo mettere una paura. Madonna. Ha già accattato qualcosa per far mangiare guaglione. Ma me lasci solo? E ti lascio solo a te, vieni tu. Oh, Madonna. Oh, Madonna mia, non mi faceva avere nessun brutto dispiacere. Madonna, fosse successo qualche cosa a Cesarini, come Ah, faccio? questo sta con Come faccio? Cesari? Nonnina, Cesari, ma tu stai buono? Che una preva? Che una preva? Guarda, ma- Dimmi, come stai? Stai ma- occupata? Stai poco buono? Non ti senti buono? Che ti senti? Che ti senti? Dimmi che ti senti? Ti fanno la pancia, ti fanno male le rine, ti fa male la capa? Dimmi, parla, dimmi qualche cosa. tengo a capo che mi fa parlare. La capa? Umano? Mamma mia, mi pare che mi avesse bevuto questa 50 litri di vino. Oh, vino? Ieri sera. Ah, ieri sera? No, riga, ieri sera mi ha dato qua. Mi sentiva a capo che mi avevo parlare, che mi avesse bippato un sacco di vino. Oh, vero? Oh, vero? E ma come ti senti, ma? Ma mi sento una volta che a capo che mi fa male. Oh, vero? Ti senti una volta pesante? mi E tengo non ti la capo preoccupare, in modo da faccia alleggerire a presso. Ma vado a farmacia, vado a cattare 200 grammi di sale inglese. Tu ti figli e di mano stai tanto bene. E mi sono fatto un cavallo, 200 grammi di sale inglese. Ma tu te li hai pigliati, che le ti purifica tutto Come? qua? 200 grammi? E può far morire allora? No, come? Ti voglio far morire. beh. Ti voglio far morire a te. Io prego sempre la Madonna per tutte cose, per te che tanto fa sta buona, Veramente, che ci ha mai Daniela, sposato, tanto bene. Allora dimmi una cosa, rimane a mattina e 9 a venire con me. E no, Eh. sì, mio nome tengo che è un impegno molto importante. Tieni un impegno? Rimane a a caserma dei carabinieri 9. A caserma dei carabinieri? A caserma dei carabinieri? A chi è Cis? A chi è battuta? A chi è fatto qualche cosa? Che fai? Ma non mi sento, a caserma dei carabinieri, mi sei pensato? A caserma dei carabinieri no, con maresciallo che già pigliamo solo le scarpe, tutti i carabinieri la caserma. Un maresciallo? Ma non che paura mi hai fatto mettere Tutti Cesare? come- Ma credi che mi faccio sangue con Ah, tu così mi faccio ingalare la sempre. Quanto è bello che lo maresciallo, maresciallo, che io lo è penso sempre per bello, lui. maresciallo. Uè, ma che bella cosa, a casa. A così rimane da buscare una bella zucca. Come? Ma che le sono che preghiere me? Io pregherò la mattina e sera, a chi lo bello volto santo, e le righe sempre, volto santo mio, fallo sta sempre buono. E poi mi cancelli rinde il cervello che ci avevi mai sposato. Ti raccomando, non prega più, Perché? no, non prega più, perché troppo assai, hai capito? Ci sai, ma noi la villa ma per pigliare. E quando ci vogliamo sposare? Andiamo sta via che andiamo c'è. Ma signore, ma quando ci vogliamo sposare? Ma tu sai a quanti anni facciamo a morire e te? A quando sono una vicina a E sono 10 anni, ma insomma, vogliamo tirare stu capo a te? stanno a gente, si scanaglie carattere, aspettano 15, 20 anni, 30 anni. Sì, facciamo un patto con te, non ci sai, non c'è di una bella età. vabbè, Vita andiamo già. mia, ma che piacere, ti rimane, ti vai a buscare una bella Bella, zucca. Allora mi bella. fai un bello regalo, bella. Ma vita Vita, mia, vita mia, caro mio, marano, quando ti voglio bene. Marano, mamma mia. Ah, come ho fatto me, sai? Che da parte andiamo. Che stava facendo? Vedi che sto fatto? Ha risposto sempre a me, sei fatta me. Ah, prima volta che parlo. La prima volta, guarda. Scusa, marano, che scorno, che scorno.
Hai visto? Per mezzo a noi, mi sa via, hai visto? Va poi, Ma scuorna e scuorna. Poi io, Lo Mariscia. scuorna non è questo qua. Vero, Mariscia. Lo scuorna è chi arroba, è chi frequenta delle cattive compagnie, Brava. è chi fu delinquente, è chi si trova mesi guai in un mulenne, mesi sparatori, mesi cattiva comitiva. Chi li scuorna, no? È vero, no? No, chi li saranno abbracci mesi a strada. Sono cose superate, queste qua passano. E poi Mariscia lo sa come siete bello, Mariscia, ad a gamba 100 anni, fuori quello che tenete. Grazie, Mariscia, voglio pure ringraziare perché Cesarino mi ha detto che rimane a Marina da venire nuovo in Coppa a Caserma. Ah, te l'ha detto, bravo. Per l'appuntamento con voi. Sì. Mi ha detto che da fare scarpa a tutta la caserma, che cosa bella. Ah, tu gli fai scarpe ai carabinieri, tu. Però non da rittica quando vengono a caserma i carabinieri o cosano un vestitiello a quel dio biondo. Madonna, però vestito. Deve essere un vestito all'ultimo grido. Proprio Un vestito proprio anzianazzo! un bello vestito a fasce, lo sai? A righeggiessa. Mia A fasce A larghe, righeggiessa. proprio fatto su misura per te. Non ti preoccupare. E usarti possibilmente sarò io. Facci tu usarti, ma Mariscia. Sì, sì. Vi accompagno. Facci tu usarti. Prima a casa. Buone cose, Mariscia, grazie assai, grazie del gentile pensiero. Cesare e Dis, ma pure un bello vestito. Come cagarti in Bella, così copri per un viaggio no. Un viaggio no. A righeggiessa, a me piace la righeggiessa, come so bene. Quando l'uomo è importante, bello, caro mio, vita mia, vita, caro Maronna, quanto ti voglio bene. Auguri, non ci sarei. Auguri. Ma sta festa. Scusate tanto, normale. Sono cose che purtroppo Stiamo bene che fa. so fanno, fra due che si ho fanno fatto i miei bene. auguri. Grazie Mi dai assai. sposare? Lui stava pronto per ci sposare. Vabbè. Come? Ah, è prossimo Sì, matrimonio. sì, è prossimo, è prossimo. Allora ci ha preparato una bella busta. La busta è spazzatura. No, dicevo una busta con I soldi. minimo 100.000 lire per la E beh, mezza. vuoi che la così, una busta. Dicevo così tanto per dire, una Mi vedo busta. ancora buono, mi vedo Carità. ancora buono. Ongelis a me merita tutto, Ongelis. Grazie, Io poi busto pulì me, perché noi teniamo tutte cose. Solo il busto, Sì, volete. sì, sì, E tutte busto cose. caro che non la rinde. No, allora è busto vacante. Che busto vacante, capito? Oh Cesarina, ti dicevo poco fa, è un uomo che merita tutto. Grazie. Solamente che le piace qualche scampagnatello o un bicchiere di vino buono. Per esempio, Nannia, ieri sera... Ieri sera, Nanna Armando voleva portare a trattoria una scala e in suetti, vero Nanna Armando? Sì, ma che essa volevo dire a Nannia? Io non fidare di una segana e lui si è rifiutato. Non si firava, Non si faceva firava. male a capo. Ah, malo, Cesarino, malo. Qui siete un uomo che campate solo e quando vi sentite poco buone, la vita riceve. Perché se vi capita qualcosa di notte, a buio ci va aiuto. Lo so, si può che non dire che poi ci sposiamo. Decidemi una cosa, non ci sarei, ma mo come vi sentite? Ah, ma mi sento buono, mo. Puluzzate questi scarpe. Ah, da Nanna Armando, con queste scarpe, poi tu sempre sta malattia per fare queste scarpe. Ma ci portato 40 pari la Germania, di? Ci ha portato 40. Ah, una volta mi fai tu. Ah, una volta. Ma lo sentite, ma ci tornare, ma a me le scarpe io non ne pulite. Pulizziamo queste scarpe, vi. Se no dico tutte cose andando in da ieri No, sera. no, io faccio a rispetto, Non ci sarei un'amica, Che la Cesarina non piace di essere E pregato. l'amicizia è È sacra. Nani, fammelo piacere, dice la mamma che subito venga. Dice, tenetevi pronti perché vi piglia e gli da mangiare in campagna. Piate in campagna? Madonna, come sto sperando mi a fare una bella scampagnata, non so aiuto mai quando hanno Mai ci tempo. vuoi. Ma perché se tu pigliare cosa, Nani? Vuol dire che prima che parte per Germania organizziamo una bella scampagnata e invita a te. Io c'è. Come? Hai detto, no, no. Nanninella io c'è, ci portato. Cesare. Ehi, E poi vi mangiate me, mi è successo, vi oh mangiate. signore. Oh, che bella cosa, non mi hanno portato pure a me in campagna. Ma come, Bello, no? grazie. Visto ci portano in campagna. Grazie, Ci hanno fatto una bella, Ma raccomando, non è che li scarpa nasci no. Oh, aspetta. Datemi permesso, no, Ciaurino. no. Arrivederci, buon lavoro, non ci sarei, tante belle cose. Grazie. Guardate, guardate, io già ho posto di scarpa qui. E vabbè, non Ma sono commercianti di scarpe, metà a pobrezza a scarpa, non un po' di pazienza. Allora. Buongiorno, Enrico. Buongiorno.
Preso la chiarina. Buona chiarina. E tu perché non hai salutato? Scusate, non mi hai visto, non ricordo. E a me sa da aprire. Va bene, la prossima volta vi saluto due volte, va bene? Niente prossima volta. Guardate un po', guardate. Che sto ringraziamento. Questo è quello che faccio, per te. Quando porta appresso a me. Tu quando vieni a me la vista precipitare, capisci? Ma io faccio detto che non faccio visto, non faccio visto. E mi avrei perché la ricuccia la sanità sveglia. Va bene, la prossima volta faccio detto, mi saluto 4 volte, va È stata bene? una distrazione, Brava, abbiate brava. pazienza, abbiate pazienza, non Ah, è ricordo. distrazione. Faccio salutati i pissi, non fa niente. Ma mi scordate? Ma tu vuoi? A ieri sera, per cosa mia, tu a me non mi hai visto. In tuo locale, io non ci stavo. Ma io... ma io non so niente. Oh, Lucale? Oh, Lucale. Che è un Lucale? Che è un Lucale? Niente. Un locale? No, a ieri sera ti mi ha mangiato una zigana, no? Ma E no. non portai pure a isso. Ma no, signore, mi ha dato sbaglio. Madonna Segana! No, io... Madonna Segana, Sì, signore! ma la seria, ma da morti! Madonna Segana! Io non sbaglio. Ma ci pigliato sbaglio. dici- Ma credi di scordare? Come? Tu stai passando mezza porticese e ti dà più. Ma no! Io mi sbaglio. Ma no, non si Ma passa signore, tanto non di una ci porticese! stiamo. Ma io non dice io farò bar! Ma qua barra e barra, un uguale, la città uguale, Perché può... Perché stai dicendo buci? Ma sta dicendo, oh, Lucano, va bene, ma chi era un bar, Va. Magari ti metti paura a innamorare da tu, sì. Ricordati che quando tu sei uomo, quello che fa, non sanno mettere paura e femmina. Guarda, devo farlo. Ah, a proposito, Non lo vuoi? ti, Castagliano. Hai ti maculato la porticese con la spila vasche. Lo. Penso. Che già fa? Tu tieni chiave di una porticese? E hai a spila vaschetta che? Ma hai da sì! Un momento, Lievito ma non cacciano con lui. Rammo vestito che tiene un cuore, ma che sangue mi? L'altra volta che hai fatto come Rammo cacciano. ma non abbiamo dato, ma non sa. Numero no, Rammo cacciano. Ma siete a me. Essa parte lì. Essa parte lì, cazzo proprio. Yes, non c'è stupia, ossa, povero. Cambi! Mamma da rossa. Non mi faccio male. Voglio sapere mamma da rossa. Hai detto che devo a fare spesa. A fare spesa, eh? Sì, e gli dà a fare spesa. È bravo, dice la verità. Dice la verità. Giuro, mamma ti dà a fare spesa. Lo giuro, guardate, lo giuro. Poveri, non tutto quello che succede. Dimmi la verità, Dimmi la verità, mamma da orecchio. Sì. Io lo sai che tua mamma non mi potete vedere, Ma quando mai ti sbagli? Ma siete mesi d'accordo? Ma Io non mi guarda- sbaglio mai, è stata zitto. Ma aspettiamo qua, E se non merita la verità, se non merita la verità è meglio che te ne vai a casa. È meglio che non ti fai freccio a me, Capito? Papà, ma io ti voglio bene. Ma va bene. Bravo, va bene. Se morisse bene, ma riuscissi tutto quello che fai, che fa mamma. Invece tu non mi vuoi bene. È vero o no? Ti sbagli, noi ti vogliamo bene. Ancora che ha morito bene. E allora vieni a casa. Dimmi una cosa. Mamma te. Parla mai che la gente di me? Mai. Mai. E giuro quando vuoi bene a me. Quando voglio bene a Marone. E dimmi un'altra cosa. Con Don Armando Magliare. Si vede, ci parla. Anna Armando sta a Germania, non sta. Vabbè, ma mostra qua. Sì, lo sai, c'è venuto da ieri sera. È venuta ieri sera, sai, Ma non mi faccio male. È venuta ieri sera. Papà, lì è bella mamma. Ma che è stato? Perché chiami? Perché mamma mi ha fatto. No, da volta t'ha fatto tutto. Va, niente belle mamma, va. Portati a spesso di mamma che ti faccio mangiare. Va. A figlia, ma non li ha toccato. Non
voglio darcene manco un capillo. Fatta a me, accina a me, ma figlio no. Brava, brava. A rovina ti voglio sapere, prima a rovina. A Rovenga, sono io da fare spesa. Ah sì, io voglio capire quando venga a ti faccio trovare in da casa come ce ne vendo. Sì. Aspetta a me, sì. È perché tu tieni un'ora di fissa per dare ritirare a casa. Quello che faccio io non so Ci fare. manca inuttati a giornate intere, che vai facendo? Sì, io non ci racconto a nessuno. Già, perché io sono soltanto a schiavatore. Siete conviene che stai, se no la via è larga, Vatti. E non lo faccio no per me. Ah sì? Sì, perché ho creatura dell'età e capisco. Non lo faccio per gente. Per gente che sa che se mi sposate in piena regola, se no... Se no te ne fossi utile, vabbè. E non d'amore. Bravo. Bravo, ti dico, Vai, dacci te, capisci? Dacci te. Nossa, ma che è? Ti è venuta a gelosia tutto insieme? Ah sì, quando hai amato la faccia la bella tua fai oggi gelosa. Sì. Un anno me ne esci, che mi metti scuola, capisci? Ti metti scorni? Sì. E pure io mi metti scorni e fasticinato in mezza vita. Maria, rimaro su chiudo. Oggi sono giù a pigliare guaglione a scuola. A scuola? E quando mai si chiude a pigliare guaglione a scuola? Oggi tutto assieme. Si chiude a pigliare guaglione a scuola? Sì, perché ieri mi manne a chiamare maestro. Non ne ho vero. Non ne ho vero, guarda la combinazione. Oggi proprio E che vuoi dicere proprio oggi? la mannata a chiamare maestro. Che voglio dire? È perché è venuto Armando Magliaro oggi, o no? Io sono una femmina ai principi. Ah. Ti saccio fare rispetto a te. Se tu che non mi sai fare rispetto a me come moglie. Ma perché? Ti puoi chiamare buona moglie? Una buona moglie. Quanto va bene un marito. L'aiuto. Invece tu, Se tu fossi stato veramente marito e padre, io mi avrei ruotato sangue in te bene per aiutare. Avrei faticato notte e giorno per te mangiare. tu, Io sì. Sì. Ma non sta scritto da nessuna parte che io già i soldi miei a te. Per te fare bene con bella tu. state zitta e non fanno. Se no ti stai a te. E poi, ci fosse sta bella amica. Non lo sai, no. Ancora. Ancora questa bella amica. Io sono un uomo serio. E sti scenate mi sa vita e voglio fare. Mi capite, Maria? Basta. Eh sì. Ci mettiamo a fare sti scenate. O me la gente andrà a parlare per un po' più spalle me. E manchi voglio che si sparano con le spalle meglio. Ma se tu facessi quello che dico, no? Tutto questo non succedesse. Quello che vai trovando tu mai e poi mai. Perché io non sono nato per fare male alla femmina in coppa al marciapiede. Guardate, la mala femmina, coppo marcia qui. E t'ho giunti mai della cosa che stia a te? Ma guarda, ma sai, io ti dicevo, e quando ti presento qualche amica mia, di essere un po' più carina. Questo è tutto. Mica la città qualche volta e in coppa marcia a piede, no, Maria. Tu sei l'amore mio. Nossa, ma... in coppa marcia Nossa, ma mi fai male! Accidi, ma fammi quello che vuoi tu! Ma quello che vuoi tu mai e poi mai! Non lo fai. No. È poveri. È poveri, ma si fai o no? Ma nossa, ma... Vabbè. E allora, Maria, si andava buono. Non ti favi mai. Non ti favi mai Armando Magliaro perché si no t'accira. T'accira a te a issa. Ma sono spiegato, Maria? Mai che Armando Magliaro. Si no t'accira a tutti e due. Mamma mia. Ma perché non mi richiami? Ma perché? Ma che t'hai fatto che mi fai soffrire questa maniera? Ma quello peccato ha già spuntato in me. E non me lo vedi più lo sopportare, non me lo vedi più. Io vi ringrazio Mariscia di avermi accompagnato. Carità, è stato un dovere, per l'amor di Dio. Maria, perché stai piangendo? No, niente, Mariscià. Sono ricordata di mamma mia. Mamma, te?
Ma va là condannata, va. Ah, io me ne vado, Mariscia. Permettete, vi ringrazio che mi avete accompagnato. Mannaggia, che non si può dire, mannaggia. Dimmi la verità, Maria. Tuo marito, È stato qua? Sì, a poco se ne è chiuso. Se non mi avesse fermato all'angolo a parlare, ci avevo un colpo fatto. Arrestatelo, mandatelo in galera, ma cerco per carità. Non me ne finisco, non me ne finisco. Ma ci non mi ha che il povero figlio mio, Ma insomma, ma che va a trovare a te? Ma non basta come ti tortura, che vado? Ma che va a fare male alla femmina per dei soldati? No. Pure questo. Sì. Come se non bastassero tutte le attitudini illecite che lui esercita, tutti questi risgarri e tutto l'osco che... E non è da Mariscia, è da sempre. Ma quando è nato per venire? Ma perché non mi dite mai niente a me? Tu sai che ti hai voluto sempre bene con mio frate, con mio padre, perché non ti sei mai confidata con me? Ma ci mi sei sempre scorre, può dire. Perché vi ho saputo che campate una vita sana sempre solo. Ma quando ho detto a mamma mia, che era appena una creatura. E non piangere, su, calmati, non piangere. Pensa che tiene una figlia che viene prima di ogni altra cosa. Pensa alla salute tua. A tuo marito stai tranquillo. Chi ci pensa? Io già volevo bene assai, ma roppe quella che ho saputo. Dopo sti proposte schifose e indegne che si permette di fare a te, che oltre a essere moglie sia una femmina onesta e sana, io sono un amico acerrimo verso di lui e non volesse essere, non mi legge. Volesse essere un uomo, che ci fa parlare con mamma, ma siccome sono non mi legge. Grazie a che cosa? Grazie a che va? È tutto quello che facete per me. Vattene a parte rinda e pensa a figliate, perché a tuo marito ci penso io. Mi capite? Ci pensi, Maria? Va. Grazie, Mariscia. Va. Grazie. Succedendo, che sta mandando a me, Mariscia, t'ho mandato in giallo a chi lo piegro che sta appartenendo. Così va. La bocca sotto! Mi sangue sarà lì! E dove vai? A così combinato? Ma no, ma garanzai! Amarò Chi ti faccio io, amarò nell'arco, hai capito? Ti faccio io, amarò nell'arco, ma prima pure così. Per venire la mamma vai. Quando mi avrà la paga, non mi dà la signora ancora. Va bene. Maria, come stai? Ti ho domandato come stai? Credo, non mi rispondi. Ti prego. Non mi torturare pure tu. Io ti torturo? No, Maria. Sei stato tu che hai torturato a me. Non sai appena che sto soffrendo in terra straniera. E perché? Io non sto soffrendo stessi pene. Che ho fatto? La colpa non è tua, Maria. La colpa è stata il destino infame che hai tenuto. O destino me l'ha già fatto che in mano a me stesso. E a chi ha spezza? Spezza il suo destino. Torniamo una volta come prima. Non posso. Non posso. Tengo una figlia. Chi dà detto che non può? E che non può. O sai che Ricucci da sei tanto avuto sposato. Sai tutto. Zitta. Ha detto così, va gente. La gente sa che ti ha sposato in piena regola, lo sai. No, perché il figlio mio non ha da sapere che mamma sua sta vicino a noi senza benedizione di Dio. Il figlio mio è piccerino. E che va a fare? Va a mettere l'arma in mano alla piccerina? No, il figlio mio è da menino molesto. E non mi ha da smaloricere pure troppo morto. E non dici male, dici, si fa quello che dici. Non posso armare. Non posso. E come mi posso scordare di te? Come mi posso scordare? Ti prego, scordati di me armare. Scordare? Ma perché? Un carcerato si può scordare che sta chiuso dentro la cella, no? Un ciccato si può scordare che è ciccato.
E così non mi posso scordare di te, Maria. Ti voglio bene. Ma Torna a me e sarai salva, Maria. Oggi cercata per milioni di strade, non solo casa sente non si vede, che su sola casa chiama amore, oggi sciupata sonno e gioventù, non sapeva cosa univa tu. L'amor mio sta qua, in sti braccia tuoi. L'amor mio sta qua, in coppa sta bocca tua. In te vas che mi dai, in tuo bene che vuoi a me, quanto tempo c'è voluto per sapere. L'amor mio sta qua, in questo cuore tuo, che ti giuro eternamente, voglio bene solo a te. Chissà perché non l'ha mai capito, chissà perché non l'ha mai creduto, forse perché si nana ma sincera e non so degna da sincerità, ma quella mi dice la verità. In te vas che mi dai, in tuo bene che vuoi a me, quanto tempo c'è voluto per sapere. L'amor mio sta qua, da sto cuore tuo, che ti giuro eternamente, voglio bene solo a te. Te la ricordi? Te la ricordi la prima volta, Maria? sì, Mi ricordo prima volta quando mi innamorai.
faccia, sti capelli, che sta bocca ardente e dolce, fanno pazzo che sto cuore, casa innamorai te. Era bella prima amata, tutto mondo era per me. Mi giurava vita mia in un campo senza te. E mo sola, 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 solo cuore, cuore di te. Non esiste nada amore che mi possa scordare te. In dall'occhio di un mare, l'indomani tiene a me. Che sta faccia, sti capelli, che sta bocca ardente e dolce, fanno pazzo che sto cuore, io m'innamorai te. Io m'innamorai te. Dimmi una cosa, Maria. A dove si viene? Stai viendo un momento coppa da signore secondo piano. E chiama, vieni. Ti voglio accompagnare. Chiaro. Andiamoci. A dove? Stai viendo un momento coppa da... Faccio i cani a nessuno. Rico! Capo! Ma lì stiamo parlando con me? Proprio con te non andavo a parlare. Perché? Perché? Sta femmina appartiene a me. Ma io sono Armando Magliano. Sono Ricuccio della sanità. La conosci? Perché mi conosci? Ma che la che sia, Rico? Insomma, cioè chi si crederessero. L'uomo che ha un e dignità non tratta così la femmina che la sta vicina. Magari volesse la lezione morale. Ma ora qua. A me la doniscione ci vede. E a doniscione ci sente. A dove e quando può. Per me pure me. T'aspetto, via. Sto a disposizione, Rico. No, ma non voglio! Leva da via. Senta, io Leva da non via. voglio! Maresciallo, ma tu sono sparato che ricuzzi! Maresciallo, guarda la mia. Come può fare? Non è guarda. Ma gitto, guarda la mia, maresciallo. Ma, e che sono sti cose? Chi ha fatto questo portiere? O voglio dare una lezione con me che a che la carogna. E c'ha ora tu la lezione. Sì, io. E a mamma tu una pensi. E a vita tu. No, la vita a certi momenti non sicuro, maresciallo. No, sei in errore. Perché la vita che ci ha dato il nostro Signore è sacra e va rispettata. Pensa a mamma tua. C'è l'unica luce in luce sua, e poi che succede? Ah, pensa, a sta povera paglione ci ha veramente l'hai voluto bene, noi ora. Mamma. La lezione a chi lascia ronchia. La legge. Maresciallo. E a varrà una lezione che si merita, ma stai sicuro che la legge lo castigherà a dovere? Stai sicuro? Maresciallo.
Sì, va bene, non ti preoccupare, come un pechino. Filumè, muovo del mare. Insieme a mia che prepara sto pesce. Filumè, fa presto, così non la facciamo tardi. Sì, si buona. Oh, padrone bello. Ui, don Enricuccio. Come ha? Enrico, scarsi come hanno costa. E che sono sti strada? Sono venuto a ordinare una tavola perché stasera mi venire certa vicina amica. Ah, i diritti per stasera? Gesù. E voi organizzate una tavola per stasera e venite mo'? Vabbè, ma vi dai scusate, Andò, ma purtroppo è stata una cosa all'improvviso, no? È sono venuto, ma voi siete un amico, mo. No, sapevo che ma potevo come contare di faccio, voi. Enrico? Mi dispiace, con tutto il cuore, ma non è possibile per stasera. No, non andò. Non andò, questo me l'hai da fare perché ho certi buoni amici che vengono in Venezuela, no? E mo stasera hanno partito. E purtroppo andavano prima a mangiare e dopo se ne andai. Ma io sono Comunque- d'accordo, sì signore, con tutto quello che dici tu, ma io oramai ho licenziato tutto il personale perché oramai la stagione è frenuta. Non andò, per favore me l'hai da fare perché sono amici buoni del Venezuela. Io a me mi serve, sapete con me. Ah, già cercare e mettere a posto prima, già lo hanno poco amici a via. Enrico, tu vuoi la mia via, puoi stargli pure un po' a mangiare, Ma no. ma io non ti posso accontentare, fratello caro. E allora metto, fa una cosa, porto la nato locale. No, guarda, non si sa, un locale più bello che questo, gente mia. Io che faccio una bella figura. Lo so, ti ringrazio dell'apprezzamento, ma dimmene poco, quante persone sono? Sì, ma io, ma quello sono 2, 3, 4, 6, una decina di persone. come. 10 persone. Oh mamma mia, io a Roma metto 10 persone. Come faccio? Vedete un po', Ma no. no. Io non direte che la stanza quella vicino a fianco alla cucinella là, in quella stanza là. Mo mi raputo la capa, Enrico. Ci raputo la capa, Solo là te posso mettere, perché qua è tutto occupato. Lo so che potevo contare con voi. A parte là dentro là, beh... Allora stiamo a posto, facciamo qualcosa d'anticipo, no? Per una persona come te l'anticipo, Enrico. Ma non lo dire proprio. Vabbè, grazie. Tra uomini vale la parola. non Grazie, l'anticipo. Nato. Obbligatissimo, comunque facendo fare una bella figura, Non Mi ti raccomando. non ti preoccupare. Enrico, e allora vai allora? Ah, no. Ma ne va a cacca. Perché Allah ci sta un amico che ha moglie fa vedere. Enrico, dimmi una cosa, ma tu ma con Dio, guarda quello, guarda mio, guarda che a me sta succedendo una disturbata. Ma disturbato. No, perché non volesse che succedesse pure qua, quello che succedette là sera in due locali alla Nasicana. Ancora. Ma in due locali alla Nasicana non ci stiva, pensa che la sparatoria non sa niente. Vabbè, ma io voglio stare quieto. Ma non vi preoccupate proprio, non Io c'è quello qua. Tenga moglie ma che è malata di cuore, non mi dispiace che non andò, l'unico caso però, poi sapete sono un guaglione che... Va bene, State va buono, non andò. E beh, i cucchisti stasera la già teneva così aperta lui, cioè, visto un mago con Dio sto voglio. Filumè, no, vado, fa un press, mi otto in mano. Caro principale, Maresciallo amabile, e quale onore, maresciallo. Buongiorno. tu sei potuto trovare, ti dispiace? Oh, per me è un immenso piacere avere la vostra presenza qui nel mio locale. Figurati. Maresciallo, come mai state in servizio? Sì, sono in servizio. Ah. E sono trasferito da questa parte, non ti meravigliare. Ho lasciato la camionetta che i carabinieri in Toyota là. Ah, Sono ecco. passata la via qua così, hai capito? Perciò siete venuti da dello giardino. esatto. Ma dai, venuto a fare una visita più che altro, perché non c'è scopo della mia presenza qua. Dimmi un po', si è vista da queste parti Enrico della sanità, no? Ah, sì, poco fa se ne è giunto. Ah, è stato? È venuto a ordinare una tavolata per certi amici stasera, che sa, c'è Robero Venezuela, dice che hanno partito. Certi amici che erano Venezuela che hanno partito e esse in onore che hanno partito fa sta tavolata qua a domenica. Ah, bravo, certi amici del Venezuela, te, bravo. T'avrà detto che ci stanno dei siciliani in mezzo, no? Proprio così, Marisciao, come state dicendo voi? Vabbè. Marisciao, ma ditemi la verità, se è qualche cosa, io non ne do a mangiare, io ne caccia. Oh, tu invece ti devi accogliere degnamente e con tanta educazione e con tanto garbo. A me non mi viste proprio, non mi parlate niente. Stai tranquillo, perché nel tuo locale non capita niente e non succederà niente. Ma io sapete, mi mette paura, Non Marisciao. la parola mia, stai Il tranquillo. locale mio è un locale quieto, non ha mai Non disturbato. faccia dicere una cosa.
Casomai venisse qualcuno e chiedessero a me non mi avete vista proprio. Va bene. Maricia, abbiate pazienza, datemi permesso. Va che a parte l'indagine rimasta moglie con il pesce in mano. Che la si no, per certi cose Lascia un non libro, è stato sa che fatto. succede, Abbiate pazienza, quello è il permettete. compito tuo, sai che sei spiccato tu, la frittura è un po' bianca. Guarda, voglia, Maricia, o pesce come lo volete, non lo volete mai nessuno. Datemi permesso, a stallire, agli Vai, occhi. vai. Beh, stasera già si è accorta chi sto io. Quale onore? Ci incontriamo insieme, maresciallo. Già, è segno che ci vogliamo bene, no? Ah, sì. Lo fate questo. E come mai? Hai cagnato lo capo? A forza. A forza volete ricercare queste evità che andino una sigara. Io in mezzo a quella sparatoria non ci stevo. Ma siete convinti? Beh, convinto. Convinto no? Vabbè. Ma se non ero convinto a che staremo, io stavo in galera. Come avete fatto cullato, no? Invece per me non è uscito nessuno mandato di cattura. Ma se per te non è uscito nessuno mandato di cattura, è stato perché io ho messo a tacere la cosa. Voi? Io sì, e sai pure bene per chi l'ha già fatto. Ma perché non ho capito? Voi potete lagnare, ma io non mi sapevo e non mi si sente più. Sto diventando una persona apposta. Bravo. A modo. Bravo. Speriamo che sia sempre così, naturalmente nel tuo interesse, non nel mio, Vabbè, guardate quando ho fatto il marito che mi ha lasciato. Io agito qualcosa. Io non ci ho parlato proprio. Già, Anzi, ha già mandato in casa cavallo a casa di Armando Magliaro. ma se Sotto la produzione. Maria t'ha lasciata, è stata consigliata da me, perché tu non tenevi nessuno diritto a far soffrire a che la voglio. E c'è sta un altro particolare che tu non sai, tuo figlio, Peppanilla, sta con i miei figli in provincia di Avellino da una mia sorella. Quindi come vedi la mamma non ha abbandonato il figlio, sono stato io che l'ho pregato di darlo a me per pochi giorni. Anzi, già che ci troviamo in argomenti, io ti faccio una preghiera, cerca di lasciarlo in pace, per lei e per te, capisci a me? Però se l'ha portata in coppa a casa sua Armando Magliaro. Guarda Enrico, se Armando Magliaro si è portato a Maria in coppa a casa sua, non è per scoprire conti di come pensi tu. Armando tiene una mamma e la mamma non avrebbe mai permesso che Armando si sarebbe portata a casa sua una donna che fosse l'amante. Tu sai che la mamma è un carabiniere, perciò levati da capo questi pensieri. Armando va bene a Maria come una sora. Vabbè, vuol dire che oggi sbagliate, scusate. E non è la prima volta, tu sbagli sempre. Sbagliano tanto uomini. Già. Che fa che sbagliano una volta pure? Mi sa tanto uomini pure tu, dici tu, no? Comunque, maresciallo, arrivederci. Ti saluto. Sempre ai vostri ordini. State buono. Un po' fuori tu, che stai a volta che ti incastagno con Marichino. Fornisci fai i ricucci della sanità. Tra mo' tempo che ti maturo, non ti preoccupare. Ah, finalmente. Siamo arrivati. Che bella cosa, che bello locale che è in campagna, Oggi, ma io non conoscevo questo locale. No, questa è la prima volta che vengo qua. Non ci sono stato mai. Mai, io non mi muovo più a 500 metri dalla casa mia, non esco mai. E che lei ha innamorato la vostra, fate ne vigilosa, Ma parliamo a fe che la cosa non si potesse senza sale. Non ne parliamo più, parliamo tutti e due noi. Però ve la già risce. Non stivano proprio buoni vicino a quello, no. veramente un già azzeccava proprio vicino a voi. Macula, solamente tu mi capita a me, vero Maculata mia. Uè Cesario, è che stai in un locale pubblico, che via sta ferma. Sta mamma, tutti e due, solo. Vogliamo fare una cosa, chiamiamo padrone, che si è venuto E qua. cosa l'ha detto nessuno? No, calcio sta nessuno, campani! Qualcuno non sono un messo e cosa, si cappò! Andiamo belli, che sono venuto io! Sì, concedo, non ti preoccupare. Voglio, sta prego. Vieni,
Chi mi ha chiamato? Si chiamato poi. Ci ti può piacere, chiamato poi padrone, perché io sono abituato a parlare con i padroni, non che i cammarieri. O tu cannanza? Chi è? Volete tuo padrone? Ehi. Tu non cannanza, sono chi? Ah, così. Così, come c'è scia? Ah, così sick. Guarda. Senti, ti ne conosco, cacciatemi i documenti, Amica, che documento è documento? I riconoscimenti. Ma quali riconoscimenti? Chi sono uguale e Totò qua e basta. Totò qua sono chi? E uguale lì, sono mio padrone. Perciò, come facete perdere tempo che va che presto? Mugliere mi sta con il pesce in mano alla parte lì. Sta munnando, sta puluzzando il pesce, va che presto. Padre, ho sentito fosse venuto a ricucire la sanità. E ricucire la sanità? Sì, è stato poco fa. Poi è stato qua, ma quello. Ma voi lo conoscete? Siete persone solide? E noi facciamo parte della tavola da solo. Ma vedete? Allora l'amica qua è una che là in Venezuela. Come lo Venezuela? È un eghil. Avete detto buono, è un eghil. Un equito, so chi? O Venezuela, sì signore. Dunque, che? Dunque, ma chi siete? Come chi si? Presentatevi, non ho il piacere di conoscervi. Ce ne tanto a Moina, tanto tempo. Come no, chi sono? Ma qua, Rigella tu! Rigella tu a chi come chi sono? A me non mi conosci! Mi faccio che Non ci sai. come pochi io la faccio prendere la mia con noi? Non ci sai, io mi ci fare una camminata, sta storia così fresca. Andiamoci, e poi ti faccio a chi sono? Amica, attenzione perché alla parte rinda tengono un quacciottile che sta a posto. E dallo l'osso. Andiamo, Jane. Senta a me, ma quello. Andiamo già a prima un bello giro qua dentro che il nostro pe a Cristo. Vedete che giornata che schiarate, che croce mi ha fatto? È meglio che non ho un galetto a sto nippolo. È meglio che non ho... Nippolo a me! Un marone, ma quello! Coro io mi faccio una votata non ci no! Coro mi sta qui, diamoci a fare una camminata sotto fresca, ancora ancora. Sotto pagliare, ma quello. Tutte e due. E me l'hai il fatto no? E tronco chi l'ho fatto là? Oh, vero, ma quello. Oh, non vorrei viene fuori. Andiamo, Jane, Mamma mia. Bello, bello. Vieni mamma, poco ti passa e siamo arrivati, non capisci che stai stando. Sì, ti vieni a casa, Mi fanno male i piedi. Che è così? Perché la macchina non la portava più con coppa? Mamma, come la mettevi più vicino al locale? Non hai visto che era state campagne strette a stretta? Insomma, ti piace il cane? Assai, mi pare proprio sta maraviglia. Mamma, ricordati che tutta Napoli è una pozzulla. Via da te, che stai caso vammare, ha scritto un parente dall'America. Via da te, che guarda sempre Napoli, se pure sei più ricca me. Aveva ragione sto parente in Napoli, come si può campare lontano da te. Pazzulli paradise, paese di garofane e di rose, ogni pantone una canzone passa, ogni balcone una promessa e sposa, paese mio cianciuso, io che sono nato e che voglio morire, basta che mamma mia mi dà un passo, e innamorata mia mi dice sì. Chi va a vedere un quadro di Michelangelo, sarà dai una sera papposilla che quando testa miliardi stelle lucano, come brillante in cielo sta città, e coppia innamorata via Caracciolo, si scordano e fa amore per cantare. Pazzulli paradise,
cianciose, io che sono nato e che voglio morire, basta che mamma mia mi dà un vaso, e innamorata mia mi dice sì. Bello sto figlio mio, quando capisci una bella lucello, figlio mio. Grazie, Nannine, grazie. Per carità. Ma chiamiamo padrone, Padrone! Vengo, arriva! Eccomi padrone qua. bello. Armando carissimo! Come sta, donna Armando? Non c'è male, grazie. Come mai mi avete dato la gioia di venire al mio locale? Sto qua, sto a Napoli e faccio venuto a trovare. Bravissimo. Vi voglio presentare mia madre, Piacere, piacere. Piacere, Antonio Guafona. Maria, che è più una sola per me, padrone. Signora Maria, Molto lieta. Vi presento la signorina Nannina. buongiorno. Che Ha fatto guarda. la riverenza, nonna Nannina. Perché la riverenza? Tutto scemanfu. Dunque, voi siete venuti qua certamente per mangiare, non armare. Poc'anzi cosa avete detto? No, non cominciamo, non armare. Manca poc'anzi. No, è stato poc'anzi, no? No, manca poc'anzi, lo sto dicendo, qua poc'anzi. Nannina, che hai detto poco fa? È una parola un po'... Come mai? Non ci capito. Scusate, signore o signorina? Signorina. Signorina, da quanto tempo? Ma da quando tempo? Ma che sono nata? Ah, già, che signorina. Cioè, Dunque, signorina Nanninella. Nanninella. Voi avete fatto la riverenza per salutare. È così. Ma i sottotonno qua fuori, tutto si scemanfu, non ne va trovare. Scemanfu. E scemanfu. È scemo, si vede però, Tutta questa eleganza, tutto Ah, sta... padroni, pazziamo. Dicitemi una cosa, Cosa mangi buono oggi? Uguale ai toton, tutto quello che volete. Roba fresca, bella. Hai da solo parla la bocca, tutto quello che volete sta a disposizione. E a dove ci metti? Chi devo fare? Che ora vai già mettere? Alla parte copierta perché cala l'umidità. Mamma, Tipo quelli scendono all'umido e cae una finestra. Lo metto o coperta, così esci intatta. Come hai scimmindato? O coperta. signore, alla parte copierta che cala l'umidità la notte. No, ma qui non parla... Io a camera vado verso mezzanotte, quindi sto qua tutta la giornata con voi oggi. Veniva da casa. Sì, e sì, già sì. fanno tutta la presa tu. Perché a che ora chiudete? Ma io 10 chiudo già. Ma io 10 ce ne ha. Abbiate pazienza. E No, non perché- c'ho i tenerli. Ma a Proprio mezzanotte piacere, è tutto è un mio, orario, no? poi c'era un notturno dei camerieri, te lo dite? Comunque, facetemi pensare come posso mettere. Ah, vicino alla cucina là c'è sta una stanzolella che non capa la bocca. La saletta, bravo. Perché qua è stata già impegnata. Qui è impegnata, è venuto un certo Enricuccio della sanità e ha impegnato sto posto. Enricuccio. Enricuccio? Ok, Enricuccio frequenta questo locale. Sì, veramente con certi amici dei suoi siciliani che stanno in Venezuela. È venuto qua per la scampagnata per stasera. Ah, sì. Poi è venuto un certo... Aspettate, come si chiama? Un tappe e bottiglie. Un tappe e bottiglie. Non mi è insomma. Sulle fatti già sana sanis. Un certo Cesare. Madonna. Cesare. O Cesare. Sì, sono brava gente, non vi preoccupate, padrone. Ah, vabbè. Allora facciamo una cosa, Matteo c'è una da parte, noi siamo stati solo noi, la famiglia mia, grazie a Dio. Allora facciamo così. Tengono un posto che è un incantesimo, sotto una pagliarella a cadrete, o li avrei. Ma senz'altro. Allora venite a vedere e poi mi darete una luce. Ma che abbassa la pagliarella, oi? Non vi muovete a casa, subito venga, Prego, padrone. Attenzione per la signorina sotto la pagliarella, là stanno, passano e spassano i giovinotti. E sto chicca. Attenzione, Già, perché padrone. sto proprietario, come? Attendete, sono una concessa, pure che lui mi è insomma, io so che mi ha già fatto ferrare, io so che mi ha già fatto ferrare. Io sono una concessa. Attendete che la carogna sta a casa stasera. E che mi fa? Io non c'è. Venimo una volta perché io non mi voglio incontrare. Ma com'è? Venimo una casa, io non è. Io sapendo che questa casa è sviluppata più a fame. Io avrei che già fa succedere, noi avrei. Ma io non mi voglio incontrare con chi. Ma vieni a casa e da me, figlia mia, tu sei venuto qua. A chi? Non un'oretta. Anna con c'è, ma io non mi metto paura per me, no. Mi metto paura per Armando, per figlio vostro. Per figlio? Sì. E che te ne Che l'è capace di qualunque cosa, voi non lo conoscete. Ma non ti preoccupare che conosco pure la figlia mia buona, non ti preoccupare. Io a mangiare e bere solamente e ti ascoltare tutte cose. Hai capito? Ci dà la verità, ci dà la verità, Armando. Che ve ne pare di quella pagliarella? La verità è la verità. Mamma, stiamo buoni, se stiamo a bellezza, stiamo solo noi belli. E poi fresco.
E no, padrone. mi offrisci. Ci sta troppa paura là, ti fa poluzzare poco, ti fa apparecchiare. Che stiamo chini poveri, donna Armà, stiamo chini poveri. Ma non mi preoccupate, io mi faccio spolverare tutto. Bravo. A proposito del povero, io mi lascio sciacquare un po' la faccia, se permettete, che mi sento tutta azzeccata che sta povera Venite. Ma non permettete che mi venga a sciacquare una cosa? Sì, andaci esterno. Andaci esterno, pigliate una bello, Ah, vi devo dire sciacquare, signorina, sì. Grazie, attenzione, non può precipitare di dopo. Arma, ti preghiamo un giorno che io mi mette paura. Ti mette paura? E paura di chi? Arma, io non mi mette paura per me. Ma mi mette paura per te, capisci? Ti mette paura per me? Sì, perché ti voglio bene per tutto quello che hai fatto per figlio mio. Maria. Ti voglio bene per tutto quello che hai fatto per me. E se mi sposi e mi porto con te a me a Papanella, mi fai la femmina più felice del mondo. Ma non voglio campare più con palpiti e paura che mi tormenti giorno per giorno. Ma non capisco perché tutta sta paura. Ti prego, Arma, che l'albero passa di sangue, ma mi hanno dato di non torno questo come prima, a a me a te a tradimento. No. E quando me ne ce l'aspettavo. Stammi a sentire, Maria. Sai come si dice? Cane che abbai non mozzica. No. Non ti mettere paura. È vendicativo, conosco. Non tieni scrupoli. Arma, ma mi hanno dato una lettera. Ma mi hanno dato di dire che se io non torno questo, farà più guaglione. Tu capisci? Facci il figlio mio. A Papanella. A Papanella. Ma non ti preoccupare. Chi le sta a casa del maresciallo, sta buono a dostare. Il maresciallo va bene con mano vada. Nessuno tocca a Papanella. Anzi, sai che faccio, mo? Ti sposi in un mese e ce ne a Germania tu e Papanella. E mi porto pure a mamma. E a Napoli venimmo una volta all'anno, va bene? Sei contento? Ma fai la femmina più felice del mondo te l'ha detto. E che sia più oggi che rimane. Non ti preoccupare. Oi, mamma sente tutt'ando, bella fresca. Pure io mi sono rinfrescata con una faccia. Prego, brava, sta bella lavata. Nanni, devi sciacquare, no? Mamma, tu devi sciacquare, ma. Ma ti sciacquati pure la faccia. Maria, vieni a sciacquare la faccia pure tu, Mamma, lascia stare, Maria, fai una cosa. Avviate fin da pagliarella, che io, prima a destra, appena gira. Cai subito venga. Ah sì, perché lo vai? Non va a pigliare un momento e sigarette non ne tengo. 10 minuti a stoccare, Ci ride vai in denaro rapidamente. Non ti preoccupare, giriamo presto. Basta con pensiero. La moglie mi ama la linea. No, ragione mia, mi vado a mettere sotto la pagliarella, una cuccia, ci avrei tu stai in piazza disgraziato. E me la già schiaffa sotto, la già fa nuovo nuovo. A roba c'è tu, da qua lo porto su, faccio tu. Ja, maar dan zijn we niet. Ah, come stiamo bello fresco stiamo, ma... Sì, sai, Davide Enricucci si è venuto. Ma che ce ne importa, Henry Cucci? Pensiamo a noi, che andiamo a fare Henry Cucci? Ma chi si viene all'improvviso e ci trova facendo Ecco, ma perché non ci siamo andati sotto pagliare, stiamo così? Ma che si pazza, chi lo fa muoio, caro mio? Ma non ci manca tempo, mi voglio stare soli a te. Tutte e due. Tutte e due. Tutte e due su. Tutte e due su. Lo sapevo, fa una cosa. Sì. Fabri si incontra Enricucci. Va Gabriele. Ma dire un po' che si sta venendo. E allora troviamo, chi ti va trovare lo starà? Già, ma faccio, devi dire un po'. Ma vieni tu, ma là, vai, sto anche qua. Allora va, tu non ti muoverai qua. Io sto anche qua, si vede lo faccio aspettare. Cara mia. Caro mio, stavate convinto. Ma come se ne idea che sta femmina convinta. Ma che bella cosa, che donna, che bella femmina, che sa di scegliere. Bella, che donna, donna di prima qualità. Niente, però se ci da ammazzare non lo trovo. Non lo trovo per nessuna maniera. Ma ero pazzo per... Bra! Stai qua, stai, sì! Chi siete? Chi vi conosce? Che volete? Scosti, che mi sporche il bardacche. Oh maronna, che ha cagnato lingua! Io ti sporca le bardacche! Uè, mio signore! Ma io non ti trovo, già passio sangue per tutte le pizze da vita tua! Per tutte le pizze da vita tua, io so! E che facevi tu solo caffè? Stavo aspettando a te. E crema, aspettava solo caffè. E allora te l'aspettavo, io sono venuto con Don Cesare. Ah, con Don Cesare, è vero, mi sapevo aspettare qua, tu e Don Cesare. E io so che tu eri nato ti trovavo. Ah. E tu ci sei venuto. Ah, io sono venuto su.
Poi poco fa ci ho a telefonare con gli amici e Valerio. Ci dà appuntamento qua. Beh, che femmine non le purtroppo. Che femmine? Che femmine non avevano una sola. E come faccio? Ma chi ne so 3 uomini con 2 femmine? E che fa? Che posso? Poi, questo è quando metto i compagni dopo. Ma che le mi chiamano sempre miserie? Ti chiamano miserie? O sai che può fare? Fa una telefonata a Antonietta. Che la vogliono come mestiere lo sa per fare, poi tiene pure una bella presenza. Sì, ma io non posso muovere più a capo, perché chi l'hanno momento stanno qua. Va, chiama tu e fallo venire qua. Io mi chiamo a Don Cesare. Lo facci ai. Chiama tu, basta che mi porti la voglio qua, va, fammi presto. Devo ridere un po'. Sarà il poco stanno qua. E come faccio, come faccio? Speriamo che il bene fa un presto e me la va a pigliare sta voglio. Se no che sono 3 allora. Niente. Ma che non qui. Ma che non mi scugliare in mano. E non lo trovo. Faccio a fare, non lo trovo. Ma Steven, Cesare? Stefano, un momento sotto a pagliare un poco fresco perché fanno capo, fa. Poi canno io. Ma per sapere, ma si può sapere quando si mangia? A Napoli, come tenim che fare? A Napoli, che non vorrei fare? Mangerò, panza, Enrico ce li ha fatto un favore. Fammi un favore. Quando viene si mangia. Quando viene? A te ti faccio stipare questo deal in da cucina, eh? Ma che sono fatto un cane da cucina? Beh, un cane. Io mangio a mettere vicino a Immacolata a capo di tavola. E tu? Tu li mangi a tavola con noi? Allora perché sono venuto qua? Scarpa la puoi scarpare. Ma vuoi scarpare, siete A là? tavola con noi. Ah, invece parlo di mangiare, va, fanno un zumba. A dove? A Forcello. Andiamo a pigliare un momento la compagna sua, Antonietta, va. Ma perché non c'è voce troviamo qua? Stiamo a Giuliano. A Giuliano? Niente di meno, a Giuliano ci fanno zumba a Porcello, che è cuscitella di 20 cm che te che facciano un zumba. Ehi, hai mamma, che cuscitella dove va? Va a Porcello e portami la voglione, fammi preso. Curro, stai ancora qua? Ma no. Basti! Mamma cavo! Non signore, me ne voglio sta qua. Non vuoi? No? Non voglio nessuna parte. Va bene, non tengo tempo, non si fa discussione, perché poi che certi amici che hanno avuto, vabbè, lascio non io. ti favoricchio a me, non ti favoricchio a me, perché da già ciro. Già lascio io. Da ciro. Salute, buon È un appetito. po' spiritoso, e lì da non sa molto mio. Da zitto a te! Come? Scombara! Cesare, Scombare, io voglio fare presi guappo con me. e poi? Ma non c'è imbagliare nessuna parte. Che sa che c'è di nuovo. Una volta che ha chiesto, non bagliare nessuna parte. Non voglio mangiare manco più. E mi chiami da tante lacrime a me. Specialmente tu, Macolò, non ti preoccupare. E non quando la gente apre sta per me aprire per te. Addio, ciao. Ma che buone, chi l'ha il suo padre? Non c'è nessuno. Stanno messa paura. Poveri, chi è guapo? Poveri, chi è guapo? Faccia bravo a paria mia arriva. Ma come succede? Ma come succede? Ma io non lo trovo più. Ma chi si crede? Chi se ne fugge? Non lo trovo proprio più. Come ha già fatto? Nonnina. Stai qua, stai. Nonni. Non ti avvicinare. Vieni. Scoste! Fatto più lei, che con un morse mi mangielo museo. Vengo così. Hai capito? Vattene. Vattene, dall'incontro. Facimmo pa. Vieni qua. Vattene. Io Vattene, ti piace Immacolata? Sì. Ma e non va bene tu sei Immacolata. mia. Via, vattene, non ti voglio vedere più. Non ti voglio vedere più. Vieni. Vieni qua. Nannina. Vieni a rindeccarmi me. Vieni. Ti hai? Ti hai capito che ti hai? Già. Vattene. Perdonami. Io ti voglio usare che bene. Tu va bene Immacolata, non mi va bene a me. Ti voglio bene, ti amo. Ti amo assai. Oice. Nonni. Oice. Nonni nella vita. Bella. Nonni, tu sei peggio della lampadina elettrica. Quando si bella, Madonna. Allora, va bene giù a Immacolata? No, solo a te. Solo a me.
Ti siamo appiccicati 1000 volte. Povero. E 1000 volte abbiamo fatto pace. Volumile se tu mai sottonace e qualche volta tu stuzzica me e faccio dire molla presa a te. Sti cari nostri padri, due lampadine elettriche, si appicciano, si studiano, si tornano a appiccicare. L'amore che si spassa l'elettricità, studa a me e invece a te non si può capacità. E luce, 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 luce elettrica. Sti cari nostri padri, due lampadine elettriche, si S'avvicinano e si studano, si tornano a appiccicare. L'amore che si spassa l'elettricità, studa a te e invece a me non si può capacità. E luce, 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 luce elettrica. Bello così che si cavano, guarda. Sì, ma prepara tutto cosa, non ti preoccupare. Che questa siamo quasi pronti per buttare la pasta. Don Enricuccio, Io padrone bene. e che fa questa qua? Ah, padrone, sto pigliando un po' di aria in due giardini, vedi? Ah, e fate bene, Don Enricuccio. Padrone? Un locale mio c'è aria salubre, aria buona. Sì. Padrone, prima quando sono venuto, Sì. hai visto la macchina e mando a mangiare il caffè. Ma sta calma già. Sì, sta qua. È venuta Armando, è venuta la mamma, è venuta Maria. E mo sono chiuso a pigliare un po' l'aria per mia sa campagna. Proprio perché l'aria mia fa bene. C'è sta un'aria che ancora qua che fa ingrassare. Venite a me per esempio. Giusto, sì. Veramente fa bene. Veramente fa bene stare. Maria sta qua. Beh, Don Enrico, io vi lascio. Sto in parte dell'indagine che fa. Sì, sì, padrone. Se vi serve qualcosa, perché sapete di mangiare sta accorto qua. Io con un occhio guardato e con un altro frio pesce. Ci da buono, andiamo. Mangia sta accorto, Se perché no altro qui si mangia il pesce. cada sera passano i scorpioni per dentro l'uomo mio. Sì, sì, sì. Abbiamo permesso. Prego, vediamo, prego, andiamo. ci vediamo. Brava, ma. Sta cagando, Ah, una cucina ma Gabriele, non vi preoccupate, ma va Gabriele lo sta. Ma che è sparito questo? Mari, Tu? io sì. E che? Alto, fatta vedere come si fa. Beh, ancora più bello. Bravo. Stai cagando, sì? Ma insomma che fai tu, la tua amica? Io? Niente. Care, Armando ti faccio più. È geloso. Armando mi rispetto come una sorella. Anzi, meglio è una sorella. Ti rispetto peggio di una sorella, È brava, Armando. Ma lo dici proprio a me queste cose, sì? Guarda, Ma insomma tu amica che fai tu? io che vado a trovare. Voglio che tu torni con me come una volta. Ma che stai dicendo? Sto dicendo che indizi. Sai, quando uno perde bene, tanto se ne accorge che vuole vincere la persona che teneva vicino a quella che era. Troppo tardi. No, tu questo non puoi dire, non è troppo tardi, marito. Perché io sono sempre un padre figlio tuo, no? Figlio, ma non te ne padre. Non ho mai tenuto padre. Tieni solamente a me. A dove vai? Fermati. Tutte e due non teniamo niente più a cerisce. Niente che teniamo a ceriscere. Capisci? Teniamo Maria a ceriscere. Abbiamo molte cose da dirci. La prima è che sta qua. Che tu a tavola che Armando mangiare non mangerai. E mangerai a tavola con me. Poi non ti preoccupare perché stasera tengo certi amici buoni con me a tavola e tu sarai gentile con loro. Ancora.
Basta, basta. Tu ya sta con me, ya fa quello che ti capisci. Non ti accostare! Ma che si è addormentato pure qua, come Maria. Armando Magliardo ha fatto addormentare qua. Non ti accostare! Che stia fine che ne ha fatto? Però ricordati, assassino sì, ma la femmina mai! Mai! Maria, ti ho portato da mangiare. Maria, svegliati, vai a mangiare. Non tengo fame. Ma che buffo, ho sciopero da fame. Sono 2 giorni che non mangi. E non tengo fame, ma non parte a voce. Ma che vuoi morire? Io già sapevo perché mi hanno chiuso qua dentro. Ordine chi? Ordine la superiore. Ma ancora fai la ribelle? Io già sapevo perché mi hanno chiuso qua dentro. Me l'ha detto il direttore. E ora sta sto direttore che ci ha già parlato. Ci parlerai domani. Rimane. No, è troppo tardi, rimane. A destra ma mannaggia! Non bestemmiare, Maria. E siete voi che mi facete a stoppare, voi che mi trattate peggio una bestia, cattivo. Ma che ci fate? Che mi ha capito tutto quanto contro me, ma che ci fate? Non dimenticare quelli che hai fatto ieri. Hai dato addosso a tutte le tue amiche. E poi hai dato addosso anche la guardiana quando sei andata all'aria. E che perché mi parlava mazzicata? Mi chiamai puttana! E io non sono una che se non stessi giusto qua dentro qua. Ma io voglio pure figlio mio se ne muore senza me, non te l'ho vissuto. A tuo figlio non lo puoi vedere perché tu sei in isolamento. E che io dico che figlio mio non lo posso vedere? In Che io regolamento. dico? E che me ne importa un figlio non ha regolamento? E siete una creatura di Dio voi. E che portate a fare sti panni di carità in quello quante carità non lo sapete fare? Ma che dici? Ma non avete sti panni a cuore! Maria, no, senza il Signore! No, no, perdonatemi, sono Lucia, perdonatemi. Siediti qua. Adesso chiamo tua madre. Come mi sbatto cuore. Troppo tanto tempo vedo a mamma mia. Vieni, Maria. Qui c'è tuo figlio. Papà mia bella mamma. Come stai, figlio mio? E non mi dice niente. Manca un abbraccio. Una parola è bene. E che da chiarisci. Tenevo solo a te, mamma mia bella. E non se la sta in questo collegio. Tu casi mamma, bella, bella, che è una stella. Mi fai soffrire, mi fai morire. Ma che coraggio. Sentenne sti parole, figlio mio, a sta lontani sopra chi vuoi te, ma tu non puoi capire
questo dolore che tengo chiuso e chiagno in pietà a me. Dai condanna, io sto ascoltando l'inda sti cancelli, un effe che non fa me so contenta, ma l'unanza noia mi fa morire e supportavo tutta che l'infame. Oh bene che mamma voleva a te, voleva farne meno mala femmina, senza pudore e senza dignità, e la ceretta senza avere pietà. Perdono mamma, l'hai capito. Dammi sti mano, che te la chiamata. Chilomo come mi scappo nulla. No, non è degno, si chiama papà. Dai condanna, ma lontananza tua mi fa morire e supportavo tutta quell'infame. Oh bene che mamma voleva a te, voleva farne meno mala femmina, senza pudore e senza dignità, e la ceretta senza avere pietà. Mamma mia bene. Vieni qua figlio mio, abbracciami, Mamma, tengo solo a te figlio